Bentrovati a voi tutti, il più cordiale saluto vi arriva dalla terza pagina, l'Elzeviro della Cultura, che gli editori che vi informano su quello che succede nel vostro territorio vi riservano. Qualcuno mi ha chiesto, ma cos'è l'Elzeviro? Ebbene, l'Elzeviro è quel raffinato carattere tipografico, chiarissimo, che tutte le testate della carta stampata hanno usato ed usano per distinguere gli articoli di cultura, per lo più letteraria, artistica, dal resto delle notizie e di solito pubblicati da tutti i giornali appunto nella terza pagina. Come dire, la cultura ha un carattere tutto suo, un vestito ben visibile, elegante, raffinato e unico per tutti. La carta stampata ha dimostrato così di essere paladina della cultura. E giusto per sottolineare l'importanza del carattere, l'Elzeviro, carattere di stampa, venne creato nella prima metà del 1600 dall'incisore Christoffel van Dyck per una famiglia di tipografi ed editori olandesi, appunto gli Elzevirer. Peraltro oggi esiste ancora la casa editrice Elsevier. Ecco appunto la nostra idea di portare anche in radio e in televisione, nell'informazione di ambito locale, un prodotto dal carattere unico ed uguale per tutti, uno spazio dedicato alla cultura. Un carattere non tipografico, ma che si ascolta e si vede. Questo per sottolineare che la cultura di informare l'ambito locale non può essere cancellata da regolamenti che, volenti o nolenti, purtroppo la stanno uccidendo. Davvero non abbiamo nulla contro l'innovazione tecnologica, ben venga, ma sia attuata nel rispetto di diritti acquisiti, inviolabili, lo ripeto sempre, in uno Stato di diritto, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, senza penalizzare e obbligare tutti ad esborsi, anche chi non può permettersi di spendere per servizi tecnologicamente avanzati ma non essenziali. Anche l'innovazione tecnologica, contro la quale, ripetiamo, proprio nulla abbiamo, ma è giusto che si confronti con il mercato e sia a disposizione di chi può permettersela, però senza penalizzare nessuno, piccoli e medi e grandi editori locali, e ancor meno deve penalizzare voi ascoltatori costretti ad acquistare decoder e nuovi televisori, magari buttando televisori che funzionano ancora. Ma passiamo ora al concerto di oggi, che ho scelto motivato dal fatto che 2 dei 5 protagonisti del concerto appunto che vi stiamo proponendo, ovvero Anna Barutti, pianista, e Giuseppe Barutti, violoncellista, da poco, in formazione, come detto, di duo, si sono cimentati, mi è stato riferito, in un favoloso concerto alle sale apollinee del Teatro La Fenice a Venezia per il 24° Festival Galuppi. Favoloso perché alla fine hanno dovuto concedere ben 2 bis e, ovvia, l'interminabile standing ovation finale. E appunto, giusto per dire, mi è stato anche riferito che il maestro Barutti ha avuto l'onore di essere invitato per chiara fama a suonare come primo violoncello nello stesso teatro, Gran Teatro La Fenice. Con lui è stata invitata anche la sorella Fiorenza nell'orchestra del Gran Teatro La Fenice, sia chiaro. E sapete anche che con Bruna e Mila,
compongono l'unico quintetto al mondo composto appunto da 5 fratelli, tutti grandi professionisti della musica classica, che insieme vi proponiamo ora e che eseguiranno di Johannes Brahms il quintetto in Fa minore opera 34, al quale seguirà un altro stupendo caposaldo, questa volta di Antonín Dvořák, il quintetto numero 2 opera 81 per pianoforte e quartetto d'archi. Una soddisfazione da brividi che condividiamo volentieri anche con voi tutti. Buon ascolto e buona visione dall'Auditorium Santa Caterina di Treviso.
Ebbene, mi pare sia stato un concerto davvero all'altezza.
Abbiamo ascoltato di Johann Brahms il quintetto in fa minore opera 34 e di Antonín Dvořák il quintetto numero 2 opera 81 per pianoforte e quartetto d'archi. Protagonista l'unico quintetto al mondo di altissimo livello professionale composto da 5 fratelli. Anna al pianoforte, Mila e Bruna al violino, Fiorenza alla viola e Giuseppe al violoncello. Lo ripeto perché è una grandissima soddisfazione. Giuseppe Barutti ha fatto un bellissimo concerto alle Sale Apollinee del Gran Teatro La Fenice di Venezia e alla fine, un successo incredibile, è stato invitato per Chiara Fama a suonare con la grande orchestra del Gran Teatro La Fenice. Assieme a lui anche la sorella Fiorenza, per Chiara Fama. Grazie e alla prossima.